Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Matteo Messina Denaro voleva uccidere la nonna della figlia Lorenza. Nei pizzini affidati alla sua amante Laura Bonafede i progetti di morte del boss. La maestra di Campobello ritenuta figura centrale nella rete di comunicazione del capomafia. Corse clandestine di cavalli sui torrenti dell'Etna in un video di TikTok, l'ultima gara con un montepremi da 120.000 euro, le scommesse illecite gestite dalla criminalità organizzata. Palermo come Catania, invasa dalla spazzatura, rifiuti ingombranti abbandonati anche per le strade del centro, continuano i roghi notturni. Messina è allarme per l'acqua al gasolio che esce dai rubinetti, centinaia di famiglie costrette a non utilizzarla per uso domestico, accertamenti in corso per individuare la perdita. Calcio, brusca frenata per la cessione del Messina tra l'imprenditore Fabrizio Mannino e il presidente Pietro Sciotto, che ha annunciato la decisione di non iscrivere la CR al prossimo campionato di Serie C. Ancora ben trovati da Sicilia 24. Dagli scambi di biglietti tra Matteo Messina Denaro e l'amante Laura Bonafede emerge un piano per uccidere la nonna della figlia Lorenza, colpevole di alimentare dissidi all'interno della famiglia. La maestra di Campobello di Mazara, secondo le motivazioni del riesame, aveva un ruolo chiave nella rete di comunicazione del boss. Sentiamo. Sentenza di morte anche all'interno del nucleo familiare con il progetto di uccidere la nonna di sua figlia Lorenza. Matteo Messina Denaro avrebbe ideato il gesto atroce perché avrebbe individuato proprio in Filippina Polizzi, madre della sua ex compagna Franca Alagna, la figura artefice dei contrasti nati tra la madre di sua figlia e la sua famiglia. Il progetto di morte emerge dal provvedimento con cui i giudici del riesame hanno rigettato l'istanza di scarcerazione dell'amante del capomafia, la maestra Laura Bonafede, arrestata il 13 aprile scorso con le accuse di favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena. I giudici svelano il piano di morte, poi mai realizzato, partendo da un messaggio del 15 dicembre 2022 tra l'allora latitante e la maestra di Campobello di Mazara. In un passaggio del biglietto la Bonafede, riferendosi ad una precedente comunicazione con il capomafia, dice: al punto 35 mi dici che porterai quella a salutare uomo, dove quella è la Polizzi e uomo è il boss Leonardo Bonafede, padre della maestra deceduto anni fa e capomafia di Campobello. Una frase che lascia intendere la volontà di far raggiungere alla donna il capomafia morto. Proprio in seguito ai contrasti con la famiglia del padre naturale, la figlia di Messina Denaro, Lorenza, lasciò la casa dei nonni paterni in cui aveva abitato con la madre. Solo dopo l'arresto del padre, la ragazza ed il padrino di Castelvetrano si sarebbero riavvicinati. Intanto Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Lancieri, la coppia di Campobello di Mazara che ha ospitato per mesi a casa il boss Matteo Messina Denaro prima dell'arresto, sarà processata con il rito abbreviato. Sono stati i due vivandieri del capomafia in cella per favoreggiamento e procurata in osservanza di pena ad optare per il rito alternativo dopo che la procura di Palermo, coordinata da Maurizio De Lucia, ha chiesto ed ottenuto per entrambi il giudizio immediato. La data del processo non è stata ancora fissata. Beni per 18 milioni di euro sono stati confiscati dalla DIA di Catania agli eredi di un imprenditore deceduto nel 2018 operante nel settore della raccolta di rifiuti solidi urbani e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata. Sono due aziende adesso amministrate dal Tribunale, oltre a unità immobiliari, un autoveicolo e rapporti bancari e finanziari. L'imprenditore nel 2017 era stato arrestato nell'ambito dell'operazione di polizia denominata Piazza Pulita e nel 2018 dalla DIA di Catania, nell'ambito invece dell'operazione Gorgon. Il GIP lo aveva definito il volto imprenditoriale del clan Cappello. L'ultima corsa clandestina di cavalli lunedì scorso sull'Etna. Nelle immagini di un video postato su TikTok, Lampo batte agente segreto e assegna la vittoria da 120.000 euro al gruppo di Picanello, ai danni invece di quello di San Cristoforo. Sentiamo Natale Bruno. Tirano e come le competizioni equestri, belle a vedersi, cavalli che sfrecciano sollecitati dai fantini più o meno esperti, scommesse che fioccano con migliaia di euro in palio, decine di persone in sella agli scooter pronti a seguire da un osservatorio ravvicinato le prestazioni dell'animale. Perché il catanese dei quartieri, tra i vizi e le virtù dell'antico corso, annovera anche quello delle corse clandestine, oltre al gioco d'azzardo, alle bische, allo sfruttamento e alla prostituzione e via discorrendo.
Storicamente i gruppi organizzati che fanno capo al crimine hanno una o più stalle in cui il purosangue viene seguito passo dopo passo, allenato ogni mattina, ingrassato con il miglior foraggio, aiutato magari con qualche punturina e pronto alla competizione, destinato in caso di clamorose sconfitte alla griglia dei barbecue che alla Civita si chiamano fuculari. L'ultima gara rigorosamente clandestina nelle strade di montagna tra Nicolosi e il bivio stradale di Ragarna ha avuto luogo lunedì, un paio di giorni fa. A contendersi il premio finale due scuderie fai da te, quella di Picanello e quella di San Cristoforo. In campo Lampo, cavallo che fa capo al primo gruppo, e Agente Segreto che invece rappresenta il secondo. Tutti e due sono equini purosangue e pluridecorati. Agente Segreto ha alle spalle delle competizioni nei più prestigiosi ippodromi della penisola, ha addirittura una partecipazione al Derby d'Italia. Alle 5:30 si parte lungo i tornanti che si inerpicano nelle strade dell'Etna. Sono i fari dei motocicli e degli scooter a illuminare la strada quando ancora non è pieno giorno. I due cavalli procedono prima al trotto, poi al galoppo, trascorrono poche centinaia di secondi, sono i clacson degli spettatori a spingere gli equini. Lampo ha la migliore posizione e alla fine ha la meglio su Agente Segreto, il grigio animale costretto alla resa finale. Esultano i fantini e gli scommettitori di Picanello, tengono alto l'onore del cavallo, un vero fenomeno, e intascano 120.000 euro. La vittoria vale più di un'affermazione di potere e di prestigio che per le vincite in euro. Tornano a casa sconfitti i simpatizzanti del quartiere di San Cristoforo, pronti a nuovi allenamenti su strada per il prossimo purosangue che dovrà sfrecciare per le strade sterrate dell'Etna. Prima però bisognerà far calmare le acque perché video postati su TikTok come questo amplificano lo strapotere di questo o di quell'altro gruppo, ma mettono in allarme le forze dell'ordine che la corsa la aspettavano per l'alba di domenica, senza sapere che invece all'ultimo momento era stata rinviata di 24 ore. Adesso alle agenzie, insulti e botte dalla madre e dalla nonna nella casa di un paese della provincia nissena dove abita la famiglia. Il bambino aveva lividi così evidenti da essere notati dalle maestre della scuola per l'infanzia che frequenta. È scattata così l'inchiesta della Procura di Caltanissetta con indagini della squadra mobile della Questura che hanno portato all'emissione da parte del GIP di misure cautelari nei confronti delle due donne, ovvero il divieto di avvicinamento al bambino. Cambiamo argomento: Palermo come Catania, maglia nera per l'emergenza rifiuti anche nel capoluogo di regione. Torna infatti il problema, diverse zone della città sono invase da immondizie e ingombranti, soprattutto nel centro storico. Marco Gullà. A Palermo in diverse zone della città è ancora emergenza rifiuti. Dalla periferia al centro storico immondizia e ingombranti fanno ormai parte strutturale delle strade. Guardate queste immagini, siamo proprio nel cuore della città, a poche centinaia di metri dal quartiere di Ballarò, meta anche di molti turisti. I marciapiedi sono impercorribili per via degli ingombranti. Non si riesce a, sconfiggere questa piaga dell'abbandono dell'ingombrante con una certa facilità. Chiaramente il cittadino, quella parte di cittadini che si ostina a non avere il senso civico, ha tutte le responsabilità, perché negli ultimi anni sono venute fuori diverse isole ecologiche dove è possibile portare il tuo televisore, il tuo armadio o il tuo divano senza pagare nulla. Quindi se ci sono anche molti ingombranti per strada è una cattiva abitudine da parte di chi non ha il senso civico e il rispetto della città. Ci spostiamo in un'altra parte della città, siamo in via Sant'Erasmo e questa strada si interseca con la zona mare. Questa arteria la prossima settimana, in occasione dei concerti di Vasco Rossi a Palermo, sarà percorsa da migliaia di persone che vorranno recarsi allo stadio Barbera. Oggi la situazione è questa: a Piazza Calza è stata addirittura invece allestita una tendopoli con divani e altri ingombranti dove extracomunitari e senza tetto vivono stabilmente. Intanto i vigili del fuoco sono stati impegnati anche la scorsa notte per spegnere gli incendi dei rifiuti accatastati al Conino alcune strade del capoluogo siciliano. La spazzatura è stata bruciata nelle zone dell'Arenella, Borgonuovo e allo Zen. 24 ore prima gli incendi sono stati appiccati nei quartieri di Falsomiele e Bonagia, in via Miraglio Rizzo e in viale Regione Siciliana. Andiamo a Messina, gasolio nell'acqua che sgorga dai rubinetti delle case in pieno centro e caccia alla perdita, ma intanto è stata emanata un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua corrente per usi potabili, lavarsi o cucinare. Francesco Triolo.
Centinaia di famiglie senza acqua potabile e decine di palazzi sotto osservazione. A Messina emergenza in pieno centro, un allarme scattato un paio di giorni fa quasi precauzionalmente, ma che oggi è ancora attivo. Tutto è nato dalla segnalazione di uno strano odore nell'acqua che usciva fuori dai rubinetti delle case nel perimetro tra via Tommaso Cannizzaro, la via Santa Cecilia e il viale Italia, che ha fatto scattare subito i controlli da parte dell'AMAM. Così le prime analisi nella tubazione hanno portato alla conferma: c'è presenza di idrocarburi nell'acqua. Il sindaco di Messina Federico Basile ha disposto un'ordinanza per vietare l'utilizzo dell'acqua per uso potabile nella zona, a 2 passi da università e tribunale, dove insistono un paio di scuole, dove ci sono diverse attività di ristorazione. Nel frattempo sono partiti i controlli nelle cisterne delle abitazioni, in quelle di 2 distributori di carburante, a cui è stata notificata un'altra ordinanza, quella che prevede il controllo dei livelli dei serbatoi interrati. Intanto nella zona sono state attivate 2 autobotti per rifornire i cittadini. Qualcuno ha lamentato fastidi anche nell'utilizzo dell'acqua per lavare solo le mani, ed i disagi non sembra termineranno presto, tanto che è stato istituito anche un tavolo in prefettura. Abbiamo istituito questo tavolo proprio per cercare, visto che il tempo comunque si è allungato, perché ancora siamo alla ricerca purtroppo di queste fonti di inquinamento, che abbiamo scoperto che si tratta appunto di gasolio, e quindi abbiamo attivato questo tavolo in collaborazione quindi con la prefettura, protezione civile e tutti gli altri enti, per avere un supporto, e quindi abbiamo ristretto l'area e stiamo chiedendo a tutti gli amministratori, quindi tutti i proprietari quindi di immobili in quell'area più circoscritta, se hanno eventualmente dei serbatoi o hanno delle anomalie. Le aree circoscritte quindi sono 2, una è quella più ampia di almeno 25 isolati parecchio abitati, dove non si può utilizzare l'acqua, l'altra più ristretta in cui si stanno concentrando le ricerche del punto di inquinamento. Scatterà presto anche l'analisi del tipo di idrocarburi, se da gasolio per riscaldamento o da distributore di benzina. Nel primo caso dovranno essere controllate eventualmente tutte le caldaie ed i serbatoi di tutti i palazzi della zona, un'operazione lunga e non agevole. Il neo sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, siamo nel Catanese, condannato in primo grado per richieste illecite a un vigile urbano indagato per falso e rivelazione di segreto d'ufficio, non sarà sospeso. Nel giorno della sua proclamazione dalla prefettura di Catania arriva la comunicazione. La prefetta Maria Carmela Librizzi ha dichiarato di avere acquisito un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale la legge Severino non si applica a questa fattispecie di reato tentato e non consumato. Ci fermiamo per una pausa, tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, una sanità pubblica da salvare. Ieri la manifestazione in tutta Italia, anche a Catania, è andata per noi Simona Mazzone. La sanità pubblica è sull'orlo del fallimento. Il grido d'allarme univoco arriva dall'Intersindacale Uniti per la Sanità, che raccoglie diverse sigle in rappresentanza della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, per denunciare la crisi che sta investendo ormai da tempo il settore nel nostro paese. In decine di città italiane, contestualmente, sindacati e associazioni in difesa di pazienti e cittadini hanno manifestato per chiedere al governo nazionale l'avvio dei concorsi, assunzioni di medici e dirigenti sanitari, il rinnovo del contratto collettivo del lavoro e maggiori risorse. A Catania un flash mob in Piazza Università. Chiediamo al governo regionale in particolar modo di utilizzare tutte le somme che praticamente sono state individuate nel corso degli anni per la regione Sicilia. Chiediamo anche una maggiore osservanza per quanto riguarda il PNRR, ma soprattutto in Sicilia chiediamo che si sblocchino i concorsi. Carenze che emergono in tutto il paese, ma anche in questo settore si evidenzia un'Italia a 2 velocità. In Sicilia si conta un operatore della sanità ogni 125 cittadini, mentre in Lombardia o Emilia-Romagna uno ogni 90, con una differenza del 20-30%. Abbiamo subito un definanziamento importante, parliamo di 15 miliardi fino ad arrivare anche a 30 miliardi di euro, che ha portato a un depauperamento dell'organico negli ospedali. Col governo Meloni è in atto la trattativa per il rinnovo del CNL, ma i sindacati restano cauti.
Abbiamo dei colloqui col governo, il governo ci ha dato garanzie di apertura, di dialogo, di disponibilità. Speriamo che alle promesse, alle parole facciano seguito i fatti, facciano seguito i provvedimenti. Anche con il governo regionale è aperto un tavolo di confronto per valutare le proposte presentate all'ARS dalla Commissione Sanità. Come Assemblea regionale abbiamo lavorato già per preparare un disegno di legge, però noi speriamo di poter fare una legge voto per invitare il Parlamento a superare ormai una limitazione che di fatto nega la possibilità di avere il diritto alla salute nelle nostre comunità. Mentre le condizioni di lavoro negli ospedali pubblici sono insostenibili, a pagarne le spese sono i cittadini costretti a lunghe attese, anche di oltre un anno, per un esame sanitario. I prezzi degli alimentari saliti alle stelle e così secondo i dati di Coldiretti in Italia in oltre 3 milioni hanno fatto ricorso alle mense per i poveri, i pacchi alimentari. I prezzi aumentano ma non aumentano gli stipendi, commentano così i catanesi. Tra i banchi del mercato di Piazza Carlo Alberto, Eva Spampinato. Un giro tra le vetrine a cielo aperto del mercato di Catania, un occhio alla freschezza dei prodotti e l'altro ai cartellini dei prezzi che aumentano di giorno in giorno. Con l'inflazione alimentare più alta degli ultimi 40 anni salgono a oltre 3 milioni i poveri in Italia che hanno chiesto aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense dei poveri o ai pacchi alimentari, stima Coldiretti, e il 64% si trova al sud. L'unica cosa che non aumenta sono gli stipendi. I prezzi alimentari sono cresciuti del 30% rispetto al 2021. Facendo una statistica breve, quanto spendo in più da 6 mesi a questa parte, gestendo la mia famiglia, che è una famiglia di 6 persone. Spendo il 40% in più. Il pane è aumentato, la pasta su per giù, latte non ne compro, i formaggi sono aumentati tantissimo, anche quelli locali, il pecorino arriva a costare quanto il parmigiano. Secondo l'ultima analisi periodica di altro consumo effettuata grazie ai dati IRI aggiornati ad aprile 2023, per comprare pasta, farina, olio extravergine d'oliva, olio di semi di girasole, zucchero, caffè in polvere, latte a lunga conservazione, passata di pomodoro, zucchine e banane si spende il 9% in più rispetto a un anno fa e il 30% in più rispetto a 2 anni fa. Latte prima la vendiamo €1, ora €1,40, 40 centesimi è aumentato. È passata, prima vendiamo €1, ora €1,30. Prima quando? 3-4 mesi fa. Il costo delle lattine che ora siamo proprio infatti la gente a volte anche la posa. Il pane è intorno dai €3, gira ai €4 al chilo. Giustamente i costi sono sempre alti perché ci sono le spese delle bollette della luce, c'è il metano, c'è l'acqua, c'è varie cose. Abbiamo aperto qua con €2,50 a chilo, ora siamo arrivati a €4 a chilo. L'Italia, sottolinea Coldiretti analizzando i dati Fed dello studio Poveri, il lato nascosto dell'Italia, si prepara a vivere l'estate a tavola più cara da decenni, con il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare che ha superato quota 630.000, ai quali vanno aggiunti 356.000 anziani sopra i 65 anni, oltre ad una platea della fame e del disagio che coinvolge più di 2,1 milioni di persone fra i 16 e i 64 anni. Adesso ci fermiamo ancora a una pausa e poi ci occuperemo del Messina Calcio. Ultima parte del nostro telegiornale. Brusca frenata per la cessione del Messina tra l'imprenditore Fabrizio Mannino e il presidente Sciotto, che ha annunciato la decisione di non iscrivere l'ACR al prossimo campionato di Serie C. Mannino invece spera di riaprire il dialogo e chiudere positivamente la trattativa. Sentiamo Sergio Colosi. Trattativa con Mannino interrotta. Con grande rammarico e dolore non iscriverò la squadra al prossimo campionato. Parole del presidente Pietro Sciotto, che ha diffuso il suo pensiero attraverso un comunicato stampa dopo aver bruscamente bloccato il dialogo con Fabrizio Mannino, l'imprenditore interessato all'acquisto del club giallorosso. 2 giorni fa, spiega Sciotto, ho avuto un confronto con i rappresentanti del signor Mannino, impossibilitato ad essere presente per un improvviso e improrogabile impegno a Palermo.
Nello spirito di collaborazione ho esaminato una bozza di massima, scritta a penna, che prevedeva gli aspetti essenziali di un accordo mirato a concretizzare il passaggio di quote della CR Messina, riservandomi di valutarla per dare una risposta e chiedendo alla parte potenzialmente acquirente di esibire adeguate garanzie al documento preparato in bozza. Purtroppo, dopo un ulteriore contatto, il signor Mannino non ha fornito alcuna garanzia e non ha sottoscritto alcun accordo, neppure preliminare, nemmeno sulle proposte da lui formulate. Pertanto la trattativa può considerarsi chiusa. Non si è fatta attendere la risposta di Mannino, che in una conferenza stampa successiva al comunicato ha evidenziato che il monte debiti reale della CR è di 2.800.000 euro rispetto al 1.200.000 certificato da Sciotto, che è pronta a fornire le garanzie richieste dopo la firma del contratto ed è ancora disponibile al dialogo per salvare il Messina. Io farò di tutto per rilevare questa società, questa squadra, facendo della città, dei tifosi, di chiunque. Qualsiasi sforzo che mi verrà chiesto cercherò di soddisfare il Presidente. Io credo che non sia il problema le garanzie, perché come ho già ben riferito non so di che garanzie stiamo parlando. Ci sono dei contratti, bisogna firmarli, sottoscriverli e rispettarli. La tifoseria dei club organizzati ha poi incontrato Mannino, rinnovando la chiusura totale nei confronti del Presidente Sciotto. Era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio per aver seguito Sicilia 24 e vi do appuntamento alla prossima edizione alle ore 14, tra poco invece Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza e Angelo Gagliano. A tutti voi una buona giornata.